My true love will be waiting. Buonasera, ben trovati su Comeback da Stefano Graziosi, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica statunitense e alle vicissitudini dell'amministrazione Trump. Vicissitudini che sono riprese in modo anche abbastanza vigoroso negli ultimi giorni, a partire in realtà dalla fine della scorsa settimana, con l'intensificarsi della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, guerra dei dazi che sembrava in qualche modo fino a 10 giorni fa, 2 settimane fa, quasi appunto in procinto di arrivare ad una felice conclusione, e invece si è tornati in alto mare e i dazi da parte americana sono stati aumentati e c'è stata ovviamente poi la ritorsione l'altro giorno da parte cinese. Ma oggi non parliamo esattamente di questo problema, di cui semmai avremo modo di discutere nei prossimi giorni, nelle prossime trasmissioni, per cercare di capire come si evolverà questa complicatissima situazione. Oggi cerchiamo di analizzare invece la posizione della Casa Bianca rispetto ad una questione che in un certo qual modo risulta molto più vicina al nostro paese, perché chiama in causa il vecchio continente, l'Europa. 2 giorni fa, quindi lunedì scorso, Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il premier ungherese Viktor Orbán. E è stato a suo modo un evento significativo per entrambe le sponde dell'Atlantico. Negli Stati Uniti questa visita di Stato alla Casa Bianca da parte di Orbán ha suscitato non poche polemiche, soprattutto da parte del Partito Democratico, che considera Orbán appunto non solo un nemico dal punto di vista politico, ma lo contesta perché appunto sostiene che violi sistematicamente in patria i diritti umani democratici, ma non solo a livello di partito, anche i giornali più vicini a quel mondo liberal, penso al New York Times, si è schierato duramente contro questa visita di Stato, ricordando che l'ultimo presidente americano ad aver ricevuto alla Casa Bianca Orbán fu Clinton, quindi parliamo di ormai qualche anno fa, laddove né Bush né Obama avevano voluto farlo per varie ragioni. Quindi questo ha indubbiamente creato un parapiglia politico negli Stati Uniti, che è servito poi nella fattispecie non solo ai democratici ma anche allo stesso New York Times come strumento per attaccare direttamente lo stesso Trump. Gli editoriali sul Times sono stati del tenore, il fatto che Trump accolga Orbán alla Casa Bianca è segno che questo presidente americano ami gli strong men, cioè gli uomini forti che hanno in spregio l'ordine liberale, le democrazie, eccetera eccetera. Dall'altra parte però i riflessi di questa visita sono stati anche importanti, forse lo saranno anche in futuro, in vista ovviamente delle elezioni europee del prossimo 26 maggio. Diversi analisti infatti sostengono che Donald Trump, con questa accogliendo Orbán alla Casa Bianca, abbia voluto dare un segnale proprio in vista di questo appuntamento elettorale. Di fatto
fatto spalleggiando la linea politica principalmente, ma non esclusivamente, tenuta dal cosiddetto blocco di Visegrad, quindi fondamentalmente dell'Europa orientale, blocco di Visegrad di cui in qualche modo l'Ungheria rappresenta un po' il perno o comunque uno degli azionisti di maggioranza. Quindi, come dire, le implicazioni di questa visita sono molteplici e con ogni probabilità vanno altresì ben oltre quelli che sono stati i temi, come dire, discussi tra i due leader, tra il premier ungherese e il presidente americano. Anche perché diciamo che, come spesso succede da 2 anni e mezzo quasi ormai a questa parte nell'agone politico americano, anche la visita di Orban potrebbe, come dire, esemplificare, dietro le quinte, una sorta di diarchia dalle parti di Washington, cioè una sorta di duplice linea rispetto a cui è difficile arrivare ad una sintesi. Parlo di una duplice linea perché? Perché se da una parte Donald Trump, per ragioni intuibili, ma le analizzeremo nel corso della trasmissione, ovviamente è un fautore di Orban, è un fautore della sua linea politica anche per quanto riguarda poi tutto il complesso delle dinamiche europee. Dall'altra parte, al di là degli avversari politici come democratici, l'establishment di Washington, per establishment di Washington intendo i circoli altolocati dediti alla politica estera, che sono circoli trasversali al Partito Repubblicano e al Partito Democratico, cioè quell'establishment di Washington politico che non ha mai amato, e lo sapete bene, Donald Trump da quando si è candidato. Ebbene, questo establishment Orban lo ha sempre criticato, soprattutto negli ultimi, diciamo appunto 9-10 anni. Se voi andate a vedere, ad esempio, basta cercare su internet alcune riviste molto americane, ovviamente molto legate all'establishment di Washington, come per esempio Foreign Policy o altre similari, cioè riviste dedicate alla politica estera ma con un punto di vista americano molto tradizionale e non certo filo trumpista. Ebbene, queste riviste sono molto critiche nei confronti di Orban, non soltanto per le questioni di politica interna di cui prima parlavamo, ma anche perché Orban negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2014, ha, diciamo così, attuato un progressivo avvicinamento dell'Ungheria verso la Cina e verso la Russia. Questa cosa dalle parti dell'establishment di Washington viene vista con una certa preoccupazione, perché l'Ungheria, ricordiamolo, è membro della NATO. Tra l'altro è anche interessante notare come la storia politica dello stesso Orban sia divisa in varie fasi. Orban ha governato a più riprese anche con intervalli in Ungheria. Il primo mandato fu a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000. L'Orban di allora era un Orban fortemente filo americano, filo occidentale, un Orban che appunto si avvicinò all'orbita della NATO, fortemente anche liberista in economia. Pian piano poi col passare del tempo questa linea, diciamo, ha trovato un po' dei correttivi anche dal punto di vista economico. L'Orban più recente, come dire, non è contrario al libero mercato, ma diciamo sostiene anche la necessità e ha attuato un intervento più incisivo dello Stato in economia, ma in politica estera nella fattispecie si sono create delle dinamiche di un certo tipo. Perché? Perché durante gli anni di Obama alla Casa Bianca, quindi diciamo dal 2009 all'inizio del 2017, Obama ha, diciamo
diciamo spesso e volentieri ha avuto un atteggiamento piuttosto freddo, scettico, non troppo amichevole verso il leader ungherese, di cui non condivideva soprattutto le politiche sull'immigrazione, ma non solo. Questa freddezza da parte di Obama ovviamente ha avuto delle conseguenze. La strategia dell'ex ormai presidente americano era infatti quella di isolare Orban. Lui sperava che in qualche modo, ignorandolo, cercandolo appunto di isolare, tra virgolette, Orban si sarebbe chiuso in se stesso, e questo non è avvenuto, perché il leader ungherese appunto ha approfittato della situazione, anche abilmente va detto, per avvicinarsi alla Russia di Putin, soprattutto, ripeto, dopo il 2014, quando Stati Uniti e Russia si erano allontanati l'un dall'altra perché c'era stata di mezzo la crisi dell'Ucraina, c'era stata di mezzo l'occupazione della Crimea da parte della Russia, e quindi tutta la politica che fino al 2014 Obama aveva portato avanti di distensione verso la Russia, quella che era chiamata la politica del reset, si era infranta. E quindi in questa sorta di, chiamiamola, rottura, litigio tra Obama e Putin, Orban si è avvicinato sempre di più all'orbita russa, non disdegnando poi anche negli ultimissimi anni di avvicinarsi all'orbita cinese. Perché? Perché se il significato dell'avvicinamento di Orban a Mosca è primariamente, anche se non esclusivamente, di carattere geopolitico, quindi un problema di alleanze, per quanto riguarda il versante cinese la questione è maggiormente di carattere economico. L'Ungheria sta cercando, ovviamente sta anche iniziando ad ottenere una serie di investimenti cospicui da parte della Cina, e questo, ecco, diciamo, ha fatto sì che, pur rimanendo nella NATO e quindi pur rimanendo nell'orbita, formalmente nell'orbita occidentale, l'Ungheria negli ultimi anni si sia parzialmente sganciata. Per cui l'establishment di Washington, che ripeto è cosa diversa rispetto a Donald Trump, Orban lo teme, Orban lo critica e in un certo senso inizia a considerarlo, anzi lo ha già iniziato a considerare, a torto o a ragione, come un vero e proprio cavallo di Troia putiniano dentro appunto l'ordine occidentale, dentro l'alleanza atlantica. Ma se voi vedete, e qui si capisce anche come all'interno dell'amministrazione americana ci siano linee differenti e talvolta divergenti, anche figure apicali dell'attuale amministrazione, penso ad esempio al segretario di Stato americano attuale Mike Pompeo, e Pompeo qualche settimana fa ha criticato anche in quel caso appunto Orban per questa sua eccessiva vicinanza ad est, e Trump in realtà sembra invece andare da tutt'altra parte rispetto appunto all'establishment di Washington. Per cui al centro dell'incontro tra Trump ed Orban, diciamo, sono state tre le questioni fondamentali ad essere state trattate. Innanzitutto la questione della NATO, a cui si è legato il secondo dossier, quello della vendita di armi americane all'Ungheria. Sono due dossier che appunto hanno mostrato come la Casa Bianca con questo incontro abbia in qualche modo voluto rinsaldare i rapporti con l'alleato, ma è, se vogliamo, questo l'aspetto meno trampiano della situazione, è, diciamo, l'aspetto più legato appunto a quell'establishment che ha paura di una fuga in avanti di Orban definitiva verso la Russia, e quindi in quegli ambienti, in quei circoli, l'incontro dell'altro ieri è stato letto in questi termini, come l'America che cerca appunto di riportare dalla sua parte in modo quasi definitivo un alleato che rischia in qualche modo di pian piano allontanarsi
avvicinarsi sempre di più. Una sconfessione sotto questo aspetto della linea di Obama che, l'abbiamo detto poco fa, alla fine si è rivelata sostanzialmente fallimentare perché, ribadiamolo, con la scusa, cercando di isolare Orban, lo ha spinto sempre più nelle braccia di Putin e della Cina. L'altro grande tema, questo invece sì essenzialmente trumpista, è stata l'immigrazione. Ovviamente Trump ha elogiato il premier ungherese per la sua politica in termini di contenimento, la stretta sui flussi migratori, e questo è un atteggiamento che Trump ha già mostrato nei confronti di altri leader europei, di altri governi europei, anche il governo italiano, il governo attuale. Ricorderete che Trump nell'estate del 2018, quindi in piena campagna elettorale per le elezioni di metà mandato che si sarebbero tenute in America a novembre scorso, appunto, Donald Trump puntò molto sulla tematica migratoria e portò il nostro governo a esempio in America del fatto che appunto lui, Trump, avesse ragione nelle sue politiche restrittive, soprattutto in termini di difesa del confine meridionale, il famoso e celeberrimo muro al confine con il Messico. Questo era un punto molto importante per Trump perché in quella campagna elettorale lui fondamentalmente disse: vedete, la linea pro immigrazione della Germania di Angela Merkel ha fallito e adesso vari stati, tra cui l'Italia, all'epoca il governo era appena nato, era nato da pochissimi mesi, tra cui l'Italia, hanno capito che io ho ragione e quindi si stanno comportando più o meno allo stesso modo. Quindi il tipo di elogio che Trump l'altro ieri ha riservato ad Orban aveva esattamente questo tenore qui, quindi un tenore, il tenore di un argomento finalizzato principalmente dal punto di vista trumpista ad essere usato in termini di politica interna, perché ricordiamolo, le politiche migratorie di Trump in patria vengono sovente attaccate, duramente attaccate, non solo dal Partito Democratico, ma anche da alcuni repubblicani più o meno riottosi, che soprattutto al Senato talvolta, insomma, gli mettono i bastoni tra le ruote, e quindi Trump ha bisogno, per così dire, come il pane, di esempi di altri paesi, quindi europei, ma non solo, che possano in un certo qual modo aiutarlo, tra virgolette, a sostenere le sue tesi e ad implementare le proprie politiche, soprattutto in momenti di fortissimo scontro politico, come ricorderete ci fu tra febbraio e marzo scorsi, con la questione del muro che paralizzò di fatto le attività del governo a causa dello stallo che si era creato al congresso sulla tematica. Però ecco, la cosa fondamentale è che questa è soltanto una parte della questione, cioè la parte americana, come Donald Trump ha voluto usare la visita di Orban alla Casa Bianca per fini politici interni, finanche elettorali, perché lo sapete, in questa trasmissione lo ribadiamo più volte, il tema dell'immigrazione per questo presidente americano, elettoralmente parlando, risulta essere fondamentale anche nell'ottica della difesa dei posti di lavoro di stati come il Michigan, l'Ohio e il Wisconsin. Però poi c'è l'altro lato della faccenda, che è il lato europeo, cioè con ogni probabilità Donald Trump con questo incontro è forse la prima volta che in modo, possiamo dire,
ufficiale ed effettivo abbia preso una posizione sulle elezioni europee che si stanno avvicinando. È l'atto in sé ad essere significativo, è l'atto in sé che in un certo qual modo possiamo dire parla quasi da solo. E quindi in che senso Donald Trump sta cercando di dare dei segnali all'Europa in vista delle elezioni del 26 maggio? Cercheremo di capirlo dopo un breve intervallo. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Padania Libera, e benvenuti a questa nuova puntata del Mondo di Tarkus. Il mondo di Tarkus.
Buonasera, ben ritrovati su Comeback. Questa sera stiamo cercando di analizzare il significato dell'incontro che c'è stato 2 giorni fa alla Casa Bianca tra Donald Trump e il premier ungherese Viktor Orban. Nella prima parte della trasmissione abbiamo cercato di vedere la questione dal lato prettamente americano. Adesso magari appunto cerchiamo di approfondire sul lato invece europeo e nelle implicazioni che questa visita potrà avere in vista del voto europeo del 26 maggio. Se volete intervenire, il numero da fare è 02 66 20 35 29. Dicevamo quindi che Orban, dicono almeno alcuni commentatori, abbia ricevuto un notevole assist da parte del presidente americano che, come accennavo poco fa, per la prima volta si esprime in un modo simbolicamente chiaro sul futuro dell'Europa e sulle prossime elezioni, perché come è facile intuire, fondamentalmente ricevendo Orban con tutti gli onori, Trump è come se de facto si schierasse a favore del blocco di Visegrad e di quelle che sono le sue idee, le sue posizioni, le sue linee in termini di immigrazione soprattutto. Quindi è un po', come posso dire, il discorso che si faceva prima. Donald Trump, da quando è arrivato alla Casa Bianca, ma soprattutto negli ultimi 12 mesi, ha intensificato in un certo qual senso la sua opposizione nei confronti in Europa, nei confronti dell'asse franco-tedesco, quello che un tempo era definito l'asse carolingio. E quindi la sua è un'opposizione diretta innanzitutto alla Germania di Angela Merkel, con cui Trump intrattiene rapporti burrascosi a causa e delle questioni migratorie e delle questioni commerciali, perché Trump accusa la Germania di concorrenza sleale ai danni dell'America, soprattutto nel settore automobilistico. E poi c'è la questione di Macron, quindi ne abbiamo parlato a più riprese in questa trasmissione dell'odio, tra virgolette, politico che intercorre tra il presidente francese e quello americano, su dossier come l'Iran, su dossier come l'ambiente, su dossier come l'esercito europeo e sull'idea stessa di Europa che in un certo qual modo Macron porta avanti. E quindi riconoscendo in questo modo così forte, vivido, un leader del blocco di Visegrad come Orban, Donald Trump mira proprio a dare una stoccata all'asse franco-tedesco e quindi ad Angela Merkel e a Macron in vista delle prossime elezioni. Questo è un dato molto importante, perché poi è ovvio che l'appoggio trumpista, ecco, non è localizzato esclusivamente all'est Europa, ma è la linea che in un certo qual senso viene ad essere estesa anche agli altri stati o partiti che a quell'idea e a quei principi, a quegli atti politici in qualche modo si rifanno. Ecco perché il governo italiano stesso, in virtù delle cose che abbiamo anche parzialmente detto nella prima parte della trasmissione odierna, dovrebbe evidentemente approfittare di questo momento per rilanciare la sua iniziativa politica e diplomatica con gli Stati Uniti, dopo che a marzo scorso la questione della nuova via della seta con la Cina un po', ecco, i rapporti non li ha compromessi, ma diciamo un po' li ha incrinati. Questo è probabilmente il momento migliore, perché Donald Trump sta cercando sempre
sempre più alleati in grado di accerchiare l'asse franco-tedesco e il suo interesse a livello tanto geopolitico quanto commerciale che questo asse venga finalmente scardinato in un qualche modo. E quindi è ovvio che la sua linea sotto questo aspetto non possa che muoversi in questa direzione, anche perché leader di partiti vicini comunque ideologicamente e politicamente al blocco di Visegrad, da Matteo Salvini alla stessa Marine Le Pen, hanno sempre sostenuto in modo anche abbastanza acceso questo presidente americano, e lo stesso Orban, ricordiamolo, tra i vari leader all'epoca al potere fu tra i primissimi, se non addirittura il primo a schierarsi a favore di Trump nel lontano 2016. Quindi diciamo che Trump sta cercando di, non voglio dire, non so se sta addirittura creando un fronte, questo forse è un po' esagerato dirlo, ma è sicuro che è a quella soluzione e a quella idea di Europa lì che il presidente americano punta, cui il presidente americano vuole guardare. Un'Europa quindi che, diciamo così, miri a compromettere, a inficiare il famoso, per così dire, trattato di Aquisgrana siglato tra Francia e Germania a gennaio del 2019, un trattato bilaterale all'interno di un contesto, quello dell'Unione Europea, che teoricamente dovrebbe essere multilaterale. Ecco, è quello il cuore della polemica trumpista ed è lì che fondamentalmente Trump vuole in un certo senso colpire, e l'incontro di Orban dell'altro ieri ha innanzitutto un significato di questo tipo. Il tema, tuttavia, ha anche un risvolto, anche un rovescio della medaglia. Perché? Perché chiama poi in causa tutto questo ovviamente la questione delicatissima, soprattutto in questi giorni, del rapporto tra gli Stati Uniti e Vladimir Putin e la Russia di Vladimir Putin. Perché vedete, il blocco di Visegrad è un blocco tanto granitico sotto alcune questioni, sotto alcuni profili, ma è diviso su altre. È unito sulle tematiche migratorie, è unito nella comune critica all'asse franco-tedesco, è unito nella critica più generale all'attuale impianto europeo, ma quando si parla di politica estera, quando si parla di rapporti con la Russia, le cose insomma non sono poi così, come dire, le posizioni non sono troppo coese, perché se è vero che il blocco di Visegrad tendenzialmente è filoamericano, quindi non ci sono, come dire, critici degli Stati Uniti dentro Visegrad, né tantomeno di questo presidente americano, l'abbiamo visto, li appoggia, però è nei rapporti con la Russia che, ecco, si scorgono le differenze, perché appunto i principali protagonisti del blocco, cioè l'Ungheria e la Polonia, ovviamente anche per ragioni di carattere storico, intrattengono rapporti antitetici rispetto a Putin. Orban, lo abbiamo visto nella prima parte della trasmissione, Orban negli ultimi anni, soprattutto a causa dell'astio e dello scetticismo mostrato da Barack Obama nei suoi confronti, Orban si è quindi progressivamente avvicinato su posizioni filorusse, per esempio sulla questione dell'Ucraina oscilla molto, ma tende maggiormente a dare ragione a Vladimir Putin che non all'Unione Europea. E quel problema, quella dinamica di cui parlavamo prima, no? Quella dinamica che all'establishment di Washington non piace troppo. Dall'altra parte però c'è la Polonia con Kaczynski che, al contrario, ripeto, soprattutto qui per ragioni storiche, lo sapete, Polonia e Russia si odiano da secoli, tutta la questione poi dell'Unione Sovietica e quant'altro, Kaczynski è
un fiero e strenuo oppositore di Putin. Quindi questo è un altro grande tema che in un certo senso deve essere, come dire, portato all'attenzione e che chiama, ripeto, in causa tutta quanta la dinamica della maggiore o minore distensione a cui si sta assistendo in queste settimane tra Washington e Mosca. C'è anche da rilevare poi in realtà, se vogliamo, un ulteriore elemento più circoscritto ma comunque interessante, che c'è una differenza di interessi e di leadership tra Kaczynski e Orban. Kaczynski è un leader tendenzialmente antirusso e filoamericano, sì, ma è un leader che non ha queste grandi ambizioni dal punto di vista internazionale. È una figura politica che, come dire, guarda molto all'interno, si occupa principalmente della politica interna e non risulta poi troppo attento, come dire, non che non sia attento alle dinamiche internazionali, ma non ha ambizioni, ecco, di arrivare alla ribalta dal punto di vista geopolitico. Orban no. Orban ha invece una chiara ambizione di carattere internazionale e con ogni probabilità il piano che lui sta seguendo a livello europeo è quello di assurgere sempre di più al leader europeo anti-Macron. Tra Macron e Orban ci sono, come sapete, insomma, differenze di vedute notevoli, soprattutto sull'immigrazione, ma non solo, proprio sull'idea di Europa che questi due leader portano avanti, e Orban sembrerebbe dalle sue ultime mosse, non ultima appunto quella di 2 giorni fa alla Casa Bianca, sembrerebbe che voglia quasi, ecco, intestarsi il ruolo, ritagliarsi il ruolo di anti-Macron, ecco, perché quasi che ci si avvii, tra virgolette, sempre tra mille virgolette, anzi, a una sorta di bipolarismo europeo, anche perché Orban in questo momento si trova nell'ambito della politica europea in una situazione, come dire, paradossale ma anche sotto alcuni aspetti vantaggiosa. Orban, sapete, appartiene teoricamente al Partito Popolare Europeo, ma è stato sospeso e quindi è in attesa di un eventuale reintegro, però attualmente comunque risulta all'interno. Ma Orban poi tiene rapporti con tutto il mondo dei vari fronti sovranisti europei e quindi è considerato l'uomo chiave per un'eventuale alleanza post 26 maggio tra sovranisti e popolari. Questo è il grande tema. Ecco che quindi il ruolo anche di Trump sotto questo aspetto risulta di fondamentale importanza, perché ricevendo Orban, ora non siamo nella testa del presidente americano, ma ricevendo Orban è chiaro che l'idea della Casa Bianca in questo momento, quantomeno ripeto del presidente americano individualmente, l'auspicio più che l'idea sia quello di una coalizione post-elettorale tra i sovranisti e i popolari. In questa eventuale costruzione, questa eventuale nuova costruzione politica europea, ovviamente Orban giocherebbe un ruolo fondamentale. Ma al di là dell'aspetto circoscritto all'Unione Europea, va da sé che c'è, come accennavo prima, anche una questione di rapporti tra Mosca e Washington. Dal punto di vista di Donald Trump, quindi ripeto, lasciando perdere l'establishment di Washington, dal punto di vista di Donald Trump è possibile che Orban possa essere considerato anche una figura che gli permette, gli consenta di attuare questo famoso disgelo tra la Russia e gli Stati Uniti, cosa che Donald Trump sembrerebbe in qualche modo continuare a perseguire. Questo è un tema che, lo abbiamo anche questo detto più volte nella trasmissione, è un tema che investe anche l'Italia, e anche l'Italia che storicamente ha al governo 2 partiti tendenzialmente
né ostili a Trump né ostili a Putin dovrebbe molto puntare su tutto questo, perché le converrebbe con ogni probabilità anche sotto il profilo economico, commerciale, quindi l'Italia dovrebbe ritagliarsi il ruolo di mediatrice nel processo di distensione tra Washington e Mosca. Perché dico questo? Perché nonostante fino a un mese fa la crisi venezuelana sembrava aver complicato terribilmente le cose in questo processo di distensione, ora sembrerebbe iniziata una nuova fase, un'ulteriore fase di parziale, dico molto parziale, timido disgelo tra Trump e Putin, perché è vero che ci sono pezzi anche cospicui dell'attuale amministrazione americana che stanno remando contro questo disgelo con la Russia. Penso soprattutto al segretario di Stato Pompeo e penso soprattutto, anzi più che a Pompeo, al National Security Advisor John Bolton. E Bolton sta facendo di tutto dal punto di vista internazionale per rallentare questa distensione, se vogliamo addirittura per bloccarla. Vedete quello, insomma, portando avanti una posizione molto interventista, radicale, a tratti bellicosa su dossier come il Venezuela o anche con l'Iran, ma Trump sembra al contempo spesso e volentieri sconfessare la linea così dura del suo National Security Advisor. Lo ha fatto in parte sempre col Venezuela, lo ha fatto in parte con l'Iran. Avete visto che ieri Trump ha smentito le voci sull'invio di truppe in Medio Oriente, di 120.000 soldati in Medio Oriente in funzione anti-iraniana. È vero anche che non ha escluso la possibilità di inviarli in un secondo momento, ma intanto ha bloccato quei rumors che si susseguivano e che sembravano in un primo momento più che fondati. E ora sia il Venezuela che l'Iran sono dossier fondamentali nel rapporto con la Russia, perché su questi dossier, almeno a livello formale, Washington e Mosca tengono delle posizioni appunto antitetiche. Trump sta cercando di smorzarle e quindi sotto questo aspetto ecco che il blocco di Visegrad e degli altri paesi europei che in un certo senso si stanno orientando verso quel tipo di linea lì, come ad esempio il governo italiano, possono fungere da facilitatore in un certo qual modo nel processo di disgelo, nel processo di distensione tra i due leader, fermo restando che, come spesso ripetiamo, trattasi di un processo più che accidentato, perché osteggiato da entrambe le parti, da alcuni interessi, alcuni gruppi, alcuni establishment che riguardano, per carità, tanto l'America quanto anche la Russia. E poi è ovvio che in tutto questo discorso che stiamo facendo, al di là delle elezioni europee del 26 maggio, c'è la questione dell'Ucraina che insomma da poco, ne abbiamo anche parlato nei giorni scorsi qui a questo nuovo presidente Vladimir Zelensky, che sembrerebbe essere più orientato a un'apertura nei confronti di Mosca, almeno più di quanto non fosse il suo predecessore, e questo è un ulteriore, potrebbe, usiamo sempre il condizionale, rivelarsi un ulteriore tassello nella via del disgelo, nella via della distensione. Quello che sembra quindi parzialmente chiaro in vista del voto del 26 maggio è che Donald Trump stia non solo puntando sui partiti che abbiamo detto, ma lo stia facendo con ogni probabilità perché non sposi del tutto la linea dei falchi interventisti di Washington, non sposi del tutto, anzi quasi per niente, la linea dell'establishment di Washington, di cui prima parlavamo. L'establishment di Washington ha tutto l'interesse a mantenere alta la tensione con la Russia e Trump sa che al contrario alla Russia deve in qualche modo rivolgersi, anche perché, come sapete, dal punto di vista internazionale, geopolitico ed economico,
commerciale, la fattispecie, c'è la questione cinese, la guerra commerciale con la Cina, la competizione con la Cina sull'intelligenza artificiale, sul 5G, quindi tutti i problemi di sicurezza nazionale. E come appunto sapeva e diceva il vecchio Henry Kissinger, nel momento in cui ti trovi in una relazione triangolare, diplomatica triangolare, è ovvio che devi cercare di stare alleato di uno dei due, devi trovarti nella coppia, non devi trovarti da solo. Quello che l'establishment di Washington ancora fa un po' di fatica a capire, e anche l'establishment attuale di Bruxelles, è che tenere da parte occidentale un astio contemporaneo nei confronti di Mosca e nei confronti di Pechino significa solo avvicinare Mosca e Pechino tra loro, e quindi aggravare il problema anziché cercare di risolverlo. Quando Kissinger e Nixon negli anni 70 aprirono la Cina di Mao, era proprio per mettere in minoranza l'altro avversario, l'altro nemico, che era l'Unione Sovietica di Brezhnev. Questo è il grande tema. Poi ovvio, come sovente ripetiamo, la distensione non significa cambiare in bianco, non significa pacifismo, non significa irenismo, significa un accordo, un processo quantomeno fondato pragmaticamente su quelli che sono i reciproci interessi. Ed sarebbe, diciamo così, un clima che comunque, ripeto, all'Italia sarebbe di aiuto all'Italia tanto dal punto di vista geopolitico quanto soprattutto forse sotto il profilo commerciale. Pensate tutta la questione delle sanzioni alla Russia, per esempio, i rapporti problematici con Washington in alcuni frangenti di connessione nei confronti dello stesso Cremlino. Quindi Trump in questo modo, in questo frangente, cerca di dare, tra virgolette, un contributo. Resta sullo sfondo la figura enigmatica del suo ex stratega Steve Bannon. Qualcuno sostiene che Bannon sia una pedina nelle mani di Trump per intervenire addirittura a gamba tesa all'interno delle elezioni del 2016, cioè Bannon sarebbe l'ideologo di riferimento messo lì da Trump per dare compattezza in un certo senso al fronte sovranista. È una tesi, per carità, non so quanto alla fine sia fondata, ho qualche dubbio sui rapporti così diretti attualmente, almeno tra Trump e Bannon, però ecco, l'incontro dell'altro ieri tra Trump e Orban ci fa capire che questo presidente sta iniziando, ormai manca tra l'altro poco al 26 maggio, sta iniziando ad interessarsi alla dinamica delle prossime elezioni europee, e quindi ci fa capire ulteriormente che il suo obiettivo, il suo nemico sia l'asse franco-tedesco, e quindi questo è un'occasione per l'Italia per rientrare in pista in un certo qual modo nei legami con Washington, e vedremo poi anche gli altri dossier legati all'Europa e sempre connessi poi alla questione tanto francese quanto tedesca, cioè la dinamica inerente a Brexit, perché quello sarà poi un altro tema molto interessante su cui Trump sta su quel fronte sta puntando da tanto tempo, da più di un anno, sta cercando di spingere la Theresa May ad un'uscita senza accordo, sempre nell'ottica finale di colpire Berlino e Parigi, perché vorrebbe appunto un'intesa commerciale bilaterale. Quindi sono vari pezzetti del puzzle che mano a mano si stanno appunto unendo e componendo, e vedremo se il presidente americano nei prossimi giorni, prima del 26 maggio, si esprimerà in modo ancora più chiaro, più palese, più netto sulle prossime elezioni europee. Io per questa sera vi saluto Roberto alla regia e do la parola dopo di me a Pierluigi Pellegrino. Una buona serata da Stefano Graziosi. Come back. Then in the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Come Back.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Infiltrato di fanpage incontra